Quarta corsa, una prova per inespressi cavalli di 4 anni. Sono in 11 al via, il favorito è il numero 4 di Don Rodrigo, con Francesco Vierzì in sediolo. 1 Dedalo, Antonio Greppi, 2 Desipan, Marco Stefani, 3 Delivery dei Mag, Giorgio Cassani, 4 Don Rodrigo, Francesco Vierzì, 5 Dinamite, Enrico Fiaschi, 6 Dolce Vita Col, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 7 Dudeville, Vincenzo Torrente, 8 Deast, Luigi Talpo, 9 Dis di Meletro, Manlio Capanna, 10 Dindirindina, Francesco Tufano, 11 Dandolo, Daniele Cuglini. Rapporto di scuderia tra il numero 1 e il numero 11. Autostart che ha raccolto i concorrenti, parte discosto Dis di Meletro e si parte con lotta per il comando. Delivery dei Mag ad assumere l'iniziativa con suo esterno subito Don Rodrigo, che presumibilmente otterrà il via libera, mentre rimane numero in terza 10 posizione Lab, Dedalo, squalificato, quale precede Deast, di fuori Desipan che viene sopravanzato da Dinamite. E così i primi 200 metri se ne vanno in 15, con Don Rodrigo al comando su Delivery dei Mag e Dedalo, mentre di fuori è costretta Dinamite. Seconda pariglia esterna per Desipan, poi Deast allo steccato a precedere Dudeville, quindi la terza pariglia esterna per Dandolo. In coda c'è Dolce Vita Col. 34 per i primi 400 metri di corsa, sempre all'avanguardia Don Rodrigo nei confronti di Dinamite all'esterno e di Delivery dei Mag alla corda. Poi la coppia composta da Dedalo e Desipan, ancora Deast e Dandolo, poi Dudeville che sposta in anticipo su Dolce Vita Col. 1 minuto e 8 decimi per la metà gara. Numero Comunque 7 Dudeville squalificato. Tutt'altro che lenta vista la categoria. Sbaglia Dinamite che era di fuori e lascia così allo scoperto numero Desipan. 5 Dinamite squalificato. Primo chilometro se ne va in 1.16.1 con Don Rodrigo che continua a guidare, Desipan che si fa sotto al largo, muove in terza ruota Dandolo che dà il parziale quando siamo a 400 metri dalla conclusione. La retta opposta alle tribune, passata in 15.1 da Don Rodrigo, che replica la presenza esterna di Desipan e di Dandolo, quali continuano nell'impiego in seconda e terza corsia. La corda Delivery dei Mag, poi si muove Dedalo che viene a far l'arrivo in mezzo alla pista, la piegata conclusiva in 15,5. Don Rodrigo che cerca di riallungare, da Delivery dei Mag che va di dentro, a largo di tutti Dedalo, è in vantaggio Don Rodrigo che si difende da Delivery dei Mag. Don Rodrigo che nel finale vince facile su Delivery dei Mag e Dedalo. 36 a chiudere, 1.15.8 ragguaglio cronometrico, tutti parziali costanti quelli imposti dal battistrada e vincitore Don Rodrigo Francesco Vierzì. Per Andrea e Gianmarco Sarzetto, i colori della scuderia Lagunare, la vittoria del figlio di Angus Sole e Lizia Dei in percorso di testa. Seconda vittoria condita da 3 secondi posti in 5 uscite per Don Rodrigo.